Fate bene attenzione. Sì. Abbiamo scoperto che Cico ha fatto morire nostra madre. Per non farla soffrire. Ha usato la morfina. La tenevo sotto a mattone. Ho capito! Ma che ripetete qua dietro? Ma perché sei tu che ripeti? Fa l'eco! Io mi credevo che era la vostra amica passiamo, ma che si scende? Una cosa da pazzi! E ripete tutto! Ma è proprio, io non lo so. Ma veramente non lo so. Ma che sta prendendo in giro? Ah, vuoi finire o no? No, che sto scosso, avete capito? Ho capito per che sbagliare. no, cercate di calmarvi, capisco che siete scosso, però. Chiedo scusa. Fate pace. No, vabbè, ma non c'è bisogno della mano. Ci tengo, guarda. Vabbè, facciamo pace. Scambiamoci un segno di pace tutti. Sì. Siamo in armonia. È finita la messa, ce ne possiamo andare? Che state facendo? Allora avete capito? Cico ha fatto morire nostra madre. Ma cominciamo un'altra volta, mo. Ho capito. Sicuro? Certo, perfettamente capito, la notizia è scioccante. Bravo, scioccante, che belli parole che trovo, guarda. Belli parole, scioccante. No, per uno che non sa la lingua, dico. Ma quale lingua? Ma quello deriva da shock, questa parola. Non da sciocco, shock, Sì, da sì. K. Shock come stock 84. La K, il K, doppia K, K a macchina. Scappa senza SK. K, come dite K? Scioccante. Ma 2C o 2K? Scioccante. No, così scemo, scioccante con 2 C. 2C. Perché viene detto in italiano. Se poi vuoi mettere fa una C e una K. Ah, si può fare? E dipende, così puoi scegliere, no? Avete deciso come si scrive scioccante? Sì? Vabbè. Volete che vi mando un insegnante di italiano? Non lo so, ma che state facendo tutti e due? No, Io ho detto scioccante, ma Brava, noi l'avete abbiamo una detto proprio dissertazione su scioccante. Pensavamo che non sapevate. Vabbè. L'avete detto proprio liscio liscio. Liscio. Bravo. Senti, ma che avete bevuto tutti e due? Niente. Scossi stiamo. Scossi, troppo scossi. Allora, Se ho capito bene qua, Cico ha fatto morire nostra madre. ho capito. Come si è scordato lei, avete visto? Cioè, Per non farla soffrire. soffrire, diciamo, se ho capito bene, è eutanasia. A noi ci ha detto che è stato lui. Beh, e chi c'entra? Voi invece che dite? Io ho detto eutanasia. Lui dice che è stata la zia, chissà perché. Che ha detto? Ma voi perché quale zia dite? Antonietta? Ma che è sta zia? La sorella di mamma? No, chi Che l'aveva? stavano in contrasto? Ma chi mi importa? E chi è si Carmela? Ma chi conosce le zie vostre? Scusa. E voi è stata la zia? Non l'ho detto No. è stata zia, ho detto eutanasia. Ah, è una zia. No, è una zia. do io. Levate le zie. Eutanasia. È nata zia. Eutanasia. Eutanasia. Silenzio qua dietro! Non va E bene. ripete tutto! Ma va. Esco, e che andiamo? Non lo fai così. Ma come si fa? Non stai facendo una città. Ma già non ci capiamo! Che Questa è diamo? casa mia. però. Ho capito, è che dovete ripetere per forza a casa vostra. Beh, vabbè, ma che c'entra in casa? Non è se così arrogante. Comunque, Capite questa visto parola? che Arrogante. arrogante. Ma voi mettete a giro come si scrive No, arrogante? ho detto a lui. Allora, visto che ripetete tutto, sapete che significa eutanasia? Una volta lo sapevo, non mi ricordo bene. Allora, stai zitto. Allora fate silenzio e lasciateci parlare. Ah va, dove parlare a noi che ci capiamo? Questo capisce tutto, quest'anno. Allora, vi spiego che cos'è l'eutanasia. Grazie. Visto che non sapete che cos'è. Una Allora, parola vostra, diciamo. mia, sta scritto sul vocabolario, se andate a vederla Si trovate. usa anche oggi. Si usa, È sì. diventata di uso comune, capito? Di uso comune, tranne qua che non sapete niente, vabbè, lasciamo. Comunque, eutanasia, vi spiego. che cos'è. Eutanasia. Eutanasia. Ecco l'accento. No, senza accento, dove l'accento? Ah, allora congiunzione. No, attaccato. Congiunto le. Congiunto le. No, congiunto le. Eutanasia è tutta una parola. Senza la separazione. Ma perché da sta separata per forza? È tutta una parola. Dopo la E. Ma no dopo lei, durante lei, cioè insieme a lei. Eutanasia. È una tasia. È una da sì. Una tasia. No. No, ta Fiat, la zeppola si dice, no? Ma che tengo la zeppola in bocca io? Voi no? No. E come mai?
E perché devo parlare così, no? No, pensavo che si diceva Fiat. No, non si dice eutanasia. Si dice eutanasia, con la S normale. Per evitare questo difetto, mo fanno con il dente estri. Ma tra poco non me lo faccio dire più eutanasia a voi, che mi spacchi 2 incisivi davanti. Com'è possibile che non mi fate parlare? Siate pazienti. Ma che sto pazziando? Com'è possibile? Allora, eutanasia. Sì, ho capito. La parola è semplice, eutanasia. Significa eutanasia. No, non significa eutanasia, vi spiego che significa, se no non significa niente. Allora, eutanasia sarebbe... Sarebbe. Noi. Vabbè, Sì e no. no, sì e no, assolutamente l'atto, chiaro? Il latto. Il latto per bere. Ah, un lattuccio. Il lattuccio. Un lattuccio. No, il latte è il latto. Il latte tutt'al più. Le latte e... Il latte, il latto e lo atto. Le latte, le boatte. Ma che boatta? L'atto, l'apostrofo atto. Ah, la posta! Eh. Ah, ecco, c'era la posta. E c'è come glielo faccio capire? L'atto! Come ve lo faccio la posta? Quando si scrive si capisce. Ma uno dovrebbe sapere l'italiano, lo sa. Dio mio. Allora, Sta sudando. Dio mio. Mamma mia. Vabbè. Ma mi fate del possibile? Ma è una, scusa. vedi, è un'agitazione esagerata. Esagerata. Che dobbiamo dire noi? Voi dite il latto, che devo dire io? E ci stiamo sforzando di capire e non diciamo niente. E venite qua in Italia e volete pure insegnare. Ma che un po' di tolleranza tra tutti qua. Ma che tra i tolleranza? popoli. Oh, basta. Non ho capito. Uno, sì. Ma che c'entra la tolleranza? Eh. Voi dovete capire che significa eutanasia. Uno non ne capisce e si arrabbia. Non è che non capite niente. Quando verremo da voi voglio vedere. E chi vi apre quando venite da me? Chi vi apre? Ecco io. Qua vogliono venire, là no. Allora, adesso vi spiego. Eutanasia è l'atto inteso come azione, non come quello che si beve. L'atto è l'apostrofo atto di uccidere Di uccidere. una persona. Una. No, vabbè, anche due, non è quello il problema. Insomma non si sa, è confuso. Si può fare pure una strage con l'eutanasia, va bene? Siamo una parola in fase di evoluzione. No, non è in fase di evoluzione. La parola. No, la parola è quella, e quello significa di uccidere un numero imprecisato di persone. Poi che è imprecisato. È imprecisato il numero, non la parola. Ma ha parlato con meno poco pure, non si... Vedrà che sta... Ma non fate l'eco? Ma perché se parlo con te che fa? È che può essere che capisce di più. No, mi sento escluso. Vabbè, allora l'atto di uccidere alcune persone, avete capito questo? Ripeti. Fa così con la testa, avete capito sì o no? Ho capito. Ah, benissimo. Di uccidere alcune persone, però per non farle soffrire. È quello che ha fatto Sico con nostra madre. Ma non casa, è già in fronte, è logico. Lo sto dicendo da mezz'ora. Poi che ci siamo capiti finalmente. Ci siamo capiti, che c'è? Loro la chiamano eutanasia. Ma no!